Buongiorno a tutti, sono Salvatore Bonaffini, faccio parte dell'associazione Archeoclub d'Italia, sede di Pietraperzia. Oggi vi volevo raccontare una delle tante leggende che accompagna questo nostro castello. Si dice che, vista la grandezza di questo castello, ospitava la bellezza di 365 stanze quanti erano i giorni dell'anno, si elevava su 4 piani quante erano le stagioni ed era difeso da 12 torri quanti i mesi dell'anno. Ci troviamo qui all'interno di una delle stanze del castello Barresi appunto. Questa famiglia era una famiglia di origine francesi che scese qui in Sicilia a seguito del Gran Conte Ruggero d'Altavilla per liberare la Sicilia dal dominio arabo. A questa famiglia appunto, grazie all'appoggio che venne donato questo territorio, il territorio di Pietraperzia e anche questo antico maniero che con il susseguirsi delle generazioni raggiunge il maggior successo, il maggior splendore nel periodo rinascimentale, anche e soprattutto grazie a Dorotea Barresi, probabilmente la maggior rappresentante di questa famiglia, grazie al successo che appunto ha ottenuto, grazie ai diversi matrimoni, addirittura 3 matrimoni, di cui l'ultimo probabilmente più importante con Juan de Zuniga, un personaggio di origini spagnole. Grazie a quest'uomo divenne anche la viceregina del Regno delle Due Sicilie e successivamente, terminato questo incarico, si trasferì assieme a suo marito a Madrid presso la corte spagnola e divenne anche l'educatrice del futuro Filippo III, re di Spagna. Se tu fossi una cometa, io vorrei diventare la tua scia, per vagare nel cielo senza meta e con te fuggir via. Ciao amici di Rubrica Sicilia, siamo al castello di Pietraperzia, da una bellissima location. Stavo cercando di trovare delle parole giuste per la donna e per la famosa persona giusta, perché le parole con la musica giusta sono fatali, sono importanti, soprattutto nel corteggiamento siciliano, nella serenata siciliana. Cerchiamo di scoprire gli ospiti di oggi. Buongiorno a tutti, io sono Giulio, Gaetano e Giuseppe e noi siamo i Sicilia Folk. Il nostro gruppo nasce alcuni anni fa, quando, grazie ad una serata a tema siciliano, abbiamo avuto la fortuna di incontrarci e riscoprire le stesse passioni per la musica. E davanti a un bicchiere di birra abbiamo pensato di portare avanti la riscoperta delle tradizioni siciliane, tradizioni che ormai nel nostro territorio e nella nostra amata Sicilia si stanno perdendo. Il progetto che abbiamo portato avanti è quello di rivisitare le serenate siciliane in chiave moderna, però mantenendo le tradizioni. Anticamente la serenata veniva fatta con mandolino, chitarra e voce solista, mentre diciamo che nel corso degli anni purtroppo questa tradizione è andata via via sfumando e abbiamo deciso, ripeto nuovamente, a continuare questo progetto in modo tale da inserire gli strumenti come fisarmonica, tamburo e friscaletto. Lo strumento principe della nostra terra è il friscaletto, è uno strumento che troviamo solamente nella nostra Sicilia ed è formato prevalentemente da canna, è la canna che comunemente troviamo nelle nostre zone. È formato da 7 buchi davanti e 2 buchi dietro. Poi c'è un beccuccio dove l'aria arriva
e produce il suono, e in base ai tasti che noi andiamo a pigiare si producono i suoni, quindi le note. Poi abbiamo il tamburo che è formato da una cornice, principalmente era formata da una pelle di capretto, poi è stata sostituita con una pelle sintetica. E al lato della cornice troviamo i sonagli. Poi abbiamo la fisarmonica, dove con la mano sinistra andiamo a pigiare le note che faranno da melodia, invece con la mano destra andremo a pigiare i tasti dove ci saranno i bassi. È formata da un mandice che serve per far suonare le canne che sono poste all'interno, che producono i suoni. Abbiamo conosciuto ospiti davvero interessanti. Ringraziamo Salvo per averci svelato questi misteri del castello di Pietraperzia e invitiamo tantissime persone a visitarlo, perché sono delle bellezze che ci lasciano i nostri avi e che noi dobbiamo mantenere per riconoscerci, per tutelarci. Soprattutto ringraziamo anche i Sicilian Folk e invitiamo a mettere like nella loro pagina Facebook. Su quello che ho imbrato oggi proverò a cercare di conquistare la mia amata, anzi mi sbrigo, non la faccio aspettare perché sono pure in ritardo. Se tu fossi una cometa, io vorrei essere la tua scia, per vagare nel cielo senza meta e con te fuggire via.